È in distribuzione Jack Ryan, Shadow Recruit, film che vede protagonista Chris Pine nei panni del celebre personaggio creato da Clancy e precedentemente interpretato da Alec Baldwin, Harrison Ford, Ben Affleck. Questa volta Ryan è un analista finanziario a Mosca che affronta il suo datore di lavoro quando lo scopre coinvolto in un complotto per finanziare un attacco terroristico con l'obiettivo di far collassare l'economia americana. Credo che tutti i personaggi interpretati nei film mantengano un'ombra di chi li interpreta, non importa quale sia l'impalcatura. Non è neanche una questione di ideologia, ci si sente motivati dal proprio personale senso della morale, dalla propria percezione del giusto e dello sbagliato. Mi sembra corretto, sono anche prospettive atemporali, sono storie che funzionano anche senza un sistema di riferimento, ma quando si entra nella logica della protezione di qualcuno o qualcosa, la cosa mi spinge verso questi personaggi. Non credo di aver voluto girare un film filoamericano, volevo girare un film su un brav'uomo. I survived. What can I do for you? Routine audit. So routine it couldn't be done from New York? Not when you're concealing a... Il regista Kenneth Branagh interpreta anche il mefistofelico magnate russo del film. Abbiamo cercato una storia stregata ed ibrida col classico DNA delle storie di Clancy, la guerra fredda, in una prospettiva però del XXI secolo. What the hell is going on here? Sometimes the ones closest to us are the ones we should trust the least. We all have our secrets. Il film, che è interpretato anche da Keira Knightley, Peter Anderson e Kevin Costner, esce in Italia soltanto a marzo. They will bring us to our knees without even firing a shot. There's a very real scenario here where we don't get out of this alive. We are compromised.